Il Marsala Calcio 1912 torna al successo con un perentorio 2-0. La squadra di mister Totò Brucculeri batte l'Accademia Trapani e si aggiudica lo scontro diretto valevole per l'8ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Grazie alle reti di Martorana e Logrande, gli azzurri conquistano 3 punti importanti che permettono di salire a quota 8 in classifica generale, scavalcando proprio la squadra trapanese. Una gara da 2 volti, primo tempo con poche emozioni e molto tattico, ripresa più avvincente e giocata con più grinta da entrambe le squadre. La prima conclusione del match è azzurra, calcio di punizione battuto da Mazzeo e deviazione di testa di Buonfratello che si spegne tra le braccia di Mistretta. La replica un minuto dopo dell'Accademia con un tiro mancino senza velleità di Agnello. Il Marsala ci prova su punizione con il solito Petrucci, conclusione potente ma alta sopra la traversa. Accademia che insiste maggiormente, prima una conclusione sugli sviluppi di un calcio di punizione che termina alta sulla traversa e proteste per un intervento di 5 mani che fa sportellate con il diretto avversario. Quest'ultimo cade a terra in area di rigore e recrimina per il penalty, ma l'arbitro lascia proseguire. Prima del duplice fischio il Marsala prova a dipensierire la retroguardia avversaria con Dario Meo che scocca un tiro improvviso ben neutralizzato da Mistretta e poi con una bella verticalizzazione di Martorana troppo lunga per Troncoso. Nella ripresa l'Accademia ci prova timidamente con 2 conclusioni che non impensieriscono oltremodo Faraone, ieri nuovamente in campo al posto di un acciaccato Furnari. Prima un tiro cross di Iannazzo smanacciato dal numero 1 azzurro e poi con una debole conclusione di Campanella neutralizzata a terra. Al 65esimo il gol del vantaggio di Martorana che, servito in verticale sul filo del fuorigioco, si invola verso la porta difesa da Mistretta e lo beffa sul primo palo con un perfetto tiro mancino. 1-0 ed entusiasmo sugli spalti per gli oltre 200 tifosi giunti alla Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. Immediata la risposta dell'Accademia Trapani che al 67esimo colpisce la traversa con il neoentrato Oddo, conclusione potente che probabilmente deviata da Faraone si infrange sul montante. Tra il 32esimo e il 33esimo minuto Capitan Cammareri rimedia 2 gialli e finisce anzitempo sotto la doccia. Il primo per aver, insieme a Mistretta, portato fisicamente fuori dal terreno di gioco Angileri, rimasto a terra dopo una bella azione del Marsala. Il secondo per aver scalciato proprio dinanzi la panchina di mister Brucculeri Logrande. Non ha avuto esitazioni il signor Fundarotta che ha estratto prima il giallo e poi il rosso. Sotto di un gol, con un giocatore in meno e sbilanciati in avanti alla ricerca del pari, la squadra di mister Melillo si è esposta al contropiede degli azzurri che al secondo minuto di recupero ha permesso a Logrande di realizzare la sua prima rete stagionale. Straordinario Mangiaracina che si è involato dalla propria tre quarti campo palla al piede fino al limite dell'area avversaria, servendo poi un perfetto assist al compagno che a porta vuota ha depositato in rete il pallone del 2-0. Prima del triplice fischio da registrare 2 conclusioni dell'Accademia Trapani con Mbaye e Guaiana, entrambe terminate a lato. Un successo importante, il secondo in stagione, che permette al Marsala di conquistare punti preziosi, di raccogliere frutti del lavoro svolto e di uscire da un momento complicato in vista anche della delicata trasferta di domenica prossima contro il San Vitolo Capo.